per te. Omicidio di Elisa Campeol, 25 anni, a Fabrizio Biscaro, che trucidò e mutilò la barista di Pieve di Soligo sul Greto del Piave. Stamane la sentenza di primo grado, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. La rabbia dei genitori di Elisa, ce l'ha massacrata, meritava l'ergastolo. La difesa ricorrerà in appello, il killer potrebbe finire nello stesso carcere di Filippo Turetta. Nell'aula magna del Bola, cerimonia del conferimento della laurea alla memoria a Giulia Cecchettin. Papagino alla figlia: hai aperto uno squarcio nelle nostre coscienze. Continuano le indagini dei carabinieri sulla violenta rissa tra giovanissimi a Castelfranco. Intanto spunta un video shock dei calci e pugni. Domani sit-in di Fratelli d'Italia per la sicurezza. Lunedì alle 14 nel Duomo di Oderzo i funerali di Giovanni Colognese, il ventenne calciatore morto nel tragico schianto di Gorgo al Monticano. Ladri scatenati a Mogliano, raffica di colpi messi a segno e tentati. In un'abitazione la padrona di casa al rientro trova un coltello abbandonato dai malviventi. Dopo una raffica di lettere indirizzate al sindaco da Giancarlo Gentilini, oggi l'annuncio di Conte: avvio in estate per gli attesi lavori di rifacimento di Viale Battisti a Treviso, primo atto abbattimento e sostituzione dei pini marittimi. Faceva il broker a Miami ma ha deciso di cambiare vita. Italo-americano sceglie le colline del Prosecco per iniziare con la moglie una nuova vita da viticoltore. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo, lo avete sentito dai titoli, con l'omicidio di Elisa Campeol, uccisa sul Greto del Piave a Moriago della Battaglia. La Corte di Assise di Treviso ha condannato Fabrizio Biscaro a 25 anni di reclusione. Meritava l'ergastolo, lo sfogo dei genitori della vittima. Meritava l'ergastolo. Per come è morta e per come quello che ha fatto meritava l'ergastolo. Sì, per quello che gli ha fatto sì. Sì, per quello che gli ha fatto. Mamma Mirka e papà Eligio Campeol lasciano il tribunale di Treviso con un groppo in gola. In silenzio hanno assistito alla lettura della sentenza nei confronti di Fabrizio Biscaro, il killer di Elisa, la loro figlia, massacrata all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia il 23 giugno del 2021. Una mattanza, forse uno dei crimini più atroci della storia recente della Marca. La pronuncia in corte d'assise a metà mattina. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per l'effetto condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare. La pubblica accusa con la PM Gabriella Cama aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di Biscaro il riconoscimento totale della capacità di intendere e di volere, due richieste agli antipodi, in mezzo le 20 coltellate inferte sulla barista 35enne di Pieve di Soligo che all'Isola dei Morti stava semplicemente prendendo il sole quando l'uomo l'ha sorpresa alle spalle, una vittima casuale quindi. Il sangue aumentava in me il desiderio di fare del male, ha poi detto Biscaro agli inquirenti. Con quel coltello comprato il giorno prima in un market, l'operaio di Col San Martino le aveva reciso di netto anche parte dell'orecchio sinistro, un orrore senza fine. Visto l'articolo 240 del codice penale, ordina la confisca e distruzione del coltello in sequestro, nonché dei campioni biologici inatti, degli indumenti e accessori, zainetto, cintura, mascherine, coltello multiuso, occhiali, zainetto, frigo, eccetera, molti dei quali recanti tracce ematiche, a cura della polizia giudiziaria operante. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, mamma Mirka ricorda Elisa come una figlia buona, esemplare, solare. Me l'ha massacrata, all'obitorio non l'avevo nemmeno riconosciuta, meritava l'ergastolo, ma spero almeno non ci siano sconti di pena. Sarebbe una presa in giro, le sue parole. Dall'altra parte l'avvocato della difesa, Rosa Parenti: le sentenze non si commentano, si appellano. La dichiarazione a margine che fa intendere come la vicenda processuale del massacro di Moriago non sia finita qui. E non è stato ancora sciolto il nodo della misura di detenzione. Biscaro si trova in una struttura protetta di Verona, ma potrebbe finire in carcere a Montorio, nella sezione di Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin.
Dal punto di vista giudiziario sì, possiamo dire soddisfatti, se soddisfatti può essere la parola più corretta. Certo, da un punto di vista morale la famiglia aspettava il massimo della pena e forse speravamo il massimo della pena, ma anche da questo punto di vista possiamo dire che la giustizia per il momento ci ha dato ragione. Difficile parlare di soddisfazione, un termine che male si concilia con l'orrore. Di certo la condanna a 25 anni di Fabrizio Biscaro per il massacro di Elisa Campeol dice che l'uomo, oggi 38enne, era capace di intendere e di volere. L'ultima perizia, che era infatti stata considerata una super perizia e che ha interessato il dottor Lezzi, che ha fatto una consulenza molto approfondita, quindi sì, è stata presa in considerazione quella. Bisogna comunque leggere le motivazioni della sentenza, ancora adesso è prematuro. In fase di incidente probatorio una prima perizia aveva detto il contrario, ovvero che Biscaro fosse completamente avulso dalla realtà, totalmente incapace sia di intendere sia di volere. Su questo la difesa dell'uomo sembra intenzionata a non voler mollare la presa, soprattutto ai fini della misura di detenzione, con la Corte d'Assise che si è riservata di decidere a stretto giro. Due le strade: far rimanere Biscaro alla REMS di Nogara, struttura psichiatrica per autori di reato, o portarlo nel carcere di Montorio, sempre nel Veronese, dove c'è una TSM, una sezione dedicata di recente istituzione, quella per intendersi dove si trova anche Filippo Turetta, il killer di Giulia Cecchettin. La richiesta dei familiari di Elisa sul punto è ferma. Che venga applicata una custodia cautelare un pochino più restrittiva, naturalmente il carcere. Se poi c'è la possibilità di conciliare la custodia cautelare in carcere con una cura psichiatrica, come richiesto dalla difesa, questo va bene anche per l'imputato che ha dimostrato di avere alcuni problemi. E a proposito di Giulia Cecchettin, oggi grande emozione nell'aula magna del Bo per il conferimento della laurea in sua memoria. Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni Giulia. Dottoressa Giulia Cecchettin. Avrebbe sorriso Giulia indossando la corona d'alloro con il nastro rosso. Avrebbe stretto forte tra le mani il suo diploma di laurea, frutto di studio e impegno. Al suo posto ci sono papà Gino, la sorella Elena e il suo fratello Davide, commossi e orgogliosi, come Giulia sarebbe stata orgogliosa di se stessa. La immaginiamo così, mentre l'aula magna del Bo si riempie di applausi per questa studentessa a cui è stata strappata la vita. Giulia non c'è, ma ci sono la sua forza, la sua determinazione, riconosciuti con la laurea alla memoria, conferitele con gli onori che spettano ai grandi. Giulia era un primo violino, ovvero primo violino per noi docenti è il punto di riferimento quando facciamo lezione. Quindi individuiamo sempre una studentessa o uno studente che tra tutti può darci un feedback. Bene, Giulia era il primo violino. 11 esami superati nel 2023 e la scrittura della tesi dopo aver vissuto il dolore della perdita della mamma. Un elaborato sullo stato dell'arte e dello sviluppo dei costrutti innovativi per la rigenerazione dei tessuti della trachea. Uno studio pensato dopo aver visto gli effetti del Covid. Quello che mi ha colpito di Giulia è stato il suo modo di fare, estremamente corretto, il suo impegno, un impegno serio e costante, e il suo atteggiamento, gentile e attento verso gli altri. A Giulia verrà intitolata l'Aula Studio GIE del Dipartimento di Ingegneria di Via Gradenigo. Lo ha annunciato il direttore Gaudenzio Meneghesso, che rivolge un monito a tutti i professori. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle figlie, sulle ragazze, sulle donne della nostra società e nello stesso tempo posare lo stesso sguardo e aprirci all'ascolto verso i ragazzi e cercare di capire quando stanno attraversando momenti e situazioni difficili e andargli immediatamente incontro. Il nostro compito questo. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha ricordato le parole di Gino Cecchettin. Speriamo che questa pioggia possa nutrire il terreno delle nostre vite, possa fare germogliare frutti e che questi frutti siano l'amore, la pace e il perdono.
Dottoressa Giulia Cecchettin, ora questa laurea è tua, lo era già quel 16 novembre quando tutti speravano di vederti entrare in aula per la discussione. E toccanti le parole di papà Gino che nonostante il grande orgoglio per la figlia non riesce a nascondere anche il grande dolore. Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grandi cose nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Io farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possano spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu, nella tua semplicità, hai incarnato in modo esemplare. L'orgoglio di un padre si mescola al dolore dell'assenza. Gino Cecchettin, nel giorno della laurea di Giulia, ringrazia la figlia che con la sua breve vita lascia un grande insegnamento. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto ad onorare la tua straordinaria essenza. Sei stato un esempio emblematico di generosità, donando senza parsimonia il tuo tempo a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi con una tenacia che non mi era propria. Gino Cecchettin ha ringraziato per l'onore reso alla memoria di Giulia, ma il dolore per non vedere la figlia stringerla al loro pesa come un macigno. Io però non riesco ad essere felice. Il conferimento di laurea che avevo in mente fino a poche settimane fa aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l'ora di indossare la sudata e meritata corona d'alloro. Non vi nascondo che anch'io mi sono chiesto più volte se avesse senso questa cerimonia. Ho pensato e ripensato a cosa potesse servire una cerimonia così per una laurea postuma. Poi, come sempre, la risposta mi viene quando penso alla mia amata figlia. Onorare nel migliore dei modi la conclusione del percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti. Gino ricorda come Giulia fosse combattuta nella scelta della facoltà e di essere rimasto stupito per la sua decisione di seguire ingegneria, lei che aveva una grande passione per la letteratura e il disegno. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Grazie per aver condiviso con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. Sarai sempre nel nostro cuore. Voltiamo pagina e torniamo alla violenta rissa di Castelfranco di ieri. Le indagini sono in corso e intanto spunta un video shock. Domani sit-in per la sicurezza. Prima la zuffa, poi i cazzotti in pieno volto e ancora i calci sulla schiena quando l'aggredito è a terra. Sono questi i frame della violenza esplosa tra ragazzini al rientro da scuola poco dopo le 13:30 alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto, fatti sui quali stanno indagando i carabinieri con l'aiuto delle telecamere della zona, ma l'alterco è stato ripreso anche dai telefonini, finendo puntualmente su chat e social. È sempre da questi frame che si vede il ragazzo malmenato alzarsi e togliersi di dosso del sangue. Round 2. Le indagini sono in corso, i protagonisti sarebbero ragazzi di seconda generazione, per lo più minorenni, ma non si tratta di un caso isolato, fa sapere il gruppo castellano di Fratelli d'Italia che si prepara a un sit-in per la sicurezza. Dopo l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto ieri qua nel piazzale delle Corriere, come Circolo dei Fratelli d'Italia abbiamo deciso di organizzare un presidio domani da mezzogiorno alle 2 per dimostrare che anche questo luogo appartiene a noi castellani. È il momento di farsi sentire. Si terranno lunedì alle 14:30 nel Duomo di Oderzo i funerali di Giovanni Colognese, il ventenne che è uscito di strada finendo prima contro un platano, poi dentro il fosso. Il gravissimo incidente è accaduto mercoledì sera a Gorgo al Monticano poco dopo le 19:30. Il giovane era alla guida della sua Fiat 500, stava andando al campetto di calcio per l'allenamento quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri ha perso il controllo della vettura. Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Treviso, è morto poche ore dopo. Nato a Pordenone, Giovanni era iscritto a Ca' Foscari. L'addio appunto lunedì 5 febbraio, mentre domenica 4 sempre in Duomo alle 19:30 sarà recitato il rosario in suo ricordo.
Ladri scatenati a Mogliano in un'abitazione, la padrona di casa al suo rientro trova un coltello in una stanza abbandonato dai ladri in fuga. In camera da letto ho trovato un coltello a serramanico parecchio grande che i carabinieri hanno sequestrato, quindi a maggior ragione dovesse risuccedere vorrei risuccedesse così. Io non c'ero, il cane sta bene. Questa residente di via Michelangelo è consapevole di quello che sarebbe potuto accadere se solo fosse rientrata in casa mentre c'erano ancora i ladri armati di un coltello ritrovato abbandonato in una delle stanze. Questa zona, a 2 passi dalla chiesa di Zerman, è solo una delle tante prese di mira a Mogliano negli ultimi giorni dai malviventi. Qui il colpo tra le 19 e le 21 in un quartiere residenziale. I ladri probabilmente hanno tenuto sott'occhio i movimenti dei padroni di casa prima di introdursi da una delle finestre della cucina. Era appena andato via mio papà alle 7, per cui loro stavano aspettando di vedere lui uscire. Il cane era dentro, è spaventato, ma credo non gli abbiano torto neanche un pelo. Dopo aver girato indisturbati per la casa e aver messo a soqquadro ogni stanza, sono scappati portando con sé anelli e braccialetti, ricordi di famiglia spariti per sempre, ignorando alcuni elettrodomestici costosi. Uno stupido fonetto da 20-30 euro da viaggio e se lo sono portati via. Nei giorni scorsi i movimenti in azione anche in via Selve, in una strada trafficata con diverse abitazioni. In una di queste, intorno alle 17:30, sono riusciti ad entrare passando da una finestra posta sul retro, portando via oggetti in oro dal profondo valore affettivo. In un'altra villetta, invece, i ladri hanno atteso che marito e moglie uscissero per andare al supermercato intorno alle 11 prima di tentare il colpo. Hanno tentato di forzare il serramento. Una volta che si è aperto leggermente è intervenuto il sistema d'allarme. Nel giardino di Diego Bianchini invece i ladri sono solo transitati, incuranti della presenza del padrone di casa e di diversi operai. Sono circa le 10 del mattino. Erano passati da casa mia delle persone per poi andare a compiere un furto ai vicinanti qui. E il vicinante credeva che appunto fossero degli operai che stavano lavorando. Sempre Bianchina racconta di un altro colpo accaduto poco distante dalla sua abitazione. In questo caso i ladri sono stati immortalati da una telecamera. Queste persone operavano praticamente in 3 dal video. I 2 smontavano, uno restava in automobile e diciamo che quello in auto faceva da palo e gli altri agivano. Adesso Diego, professione giardiniere, teme che possano tornare portando via gli attrezzi che utilizza per il suo lavoro. Adesso sì, chiudo di più, ho messo degli allarmi, è preoccupante. Preoccupazione la sua, condivisa anche da altri residenti. Sei dentro la tua casa che non la senti più tua perché è stata violata. Hanno messo nel carrello ben 70 confezioni di caffè e poi, eludendo le dipendenti del supermercato, sono usciti, ma ad attenderli c'erano i carabinieri. 3 arresti. Hanno fatto la spesa in un supermercato di Codogné, nel carrello 70 confezioni di caffè, poi distraendo le cassiere dipendenti del negozio sono tranquillamente usciti, ovviamente senza pagare. Si tratta di 3 persone, 2 uomini di 35 e 45 anni e una donna 28enne, tutti di origini rumene e domiciliati nel Trevigiano. Una volta nel parcheggio hanno sistemato la merce nel portabagagli, peccato che ad attenderli fuori c'erano i carabinieri. I militari dell'Arma da tempo stavano controllando quella macchina sospetta notata in diversi centri commerciali o nei pressi dei negozi. Insomma, sorvegliata speciale, ed hanno avuto ragione. Quando si sono avvicinati, i militari dell'Arma hanno notato la refurtiva. Per loro è scattato l'arresto per furto. Giudicati per direttissima presso il Tribunale di Treviso, che ha convalidato gli arresti, i 3 sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La refurtiva è stata immediatamente restituita al titolare dell'esercizio commerciale. Singolare siparietto davanti alla nostra telecamera questa mattina nel cortile di Casugana. All'ennesima lettera il sindaco Conte accontenta lo sceriffo Gentilini sul futuro di Viale Battisti. Tutti i servizi sono nuovi e ripiantiamo tutti gli alberi nuovi con un'altra essenza, 2 piste ciclabili monodirezionali, marciapiede nuovo, corsia nuova.
e cominciamo ad agosto, entro fine anno è fatto. Tanto ha insistito che alla fine il risultato è arrivato, o meglio, i lavori per rimettere a posto via Cesare Battisti, da sempre al centro di una battaglia tra chi vuole venga rinnovata del tutto e chi invece vuole vengano salvati i pini marittimi. A insistere con una vera e propria raffica di lettere il sindaco di Treviso per sempre, ovvero Giancarlo Gentilini, verso il suo mirino preferito, ovvero quello pro tempore Mario Conte. Quello è il più bel viale della città di Treviso. Avevo già il progetto con i miei geometri, poi si è fermato tutto, poi ci sono quei personaggi che vorrebbero tenere quegli alberi che non sono autoctoni. Quindi dado, o meglio progetto tratto, e, come sottolinea l'ex sindaco, per Viale Battisti ora è tempo delle decisioni irrevocabili. E sono contento che finalmente il sindaco si sia reso conto e mi abbia promesso alla città che sarà rifatto come era una volta. Non saranno di certo contenti invece gli ambientalisti, apprendendo che questi alberi in estate saranno abbattuti, nonostante il sindaco Conte cerchi di alleggerire la decisione, sottolineando che i pini invece saranno sostituiti. La sostituzione del viale alberato con nuove essenze che avranno un impianto radicale che non danneggerà i marciapiedi. Tutto a spese dei cittadini? No, in realtà l'altra bella notizia è che verrà fatto questo intervento che ammonta a circa 800.000 euro con degli oneri di urbanizzazione di un privato, quindi in realtà non toccheremo un euro dei nostri cittadini e avremo Viale Cesare Battisti completamente riqualificato. Mentre a Verona prosegue fino a domenica la fiera agricola, la Regione ha presentato i dati dell'agricoltura veneta, tutto questo mentre anche dal Veneto sono centinaia i trattori pronti a scendere verso Roma. Si saprà domenica quando gli agricoltori italiani entreranno a Roma. Una protesta diversa rispetto a quella violenta di Bruxelles. In questo caso i trattori si ammasseranno attorno alla capitale ma non porteranno i manifestanti davanti a Montecitorio. A comunicarlo Danilo Cavani del GRA, Gruppo Agricoltori Traditi, che sottolinea come questa azione sia frutto di un governo che non ascolta e delle organizzazioni che non li rappresentano più. Gli risponde Cristiano Fini, numero 1 di CIA, Agricoltori Italiani. Noi rispondiamo che CIA Agricoltori Italiani è sceso in piazza il 26 di ottobre per denunciare una situazione drammatica dell'agricoltura. Non solo, abbiamo anche avanzato delle proposte alla politica in maniera molto ferma e decisa. La rappresentanza agricola comunque abbia il compito e il dovere di portare avanti le istanze nelle sedi istituzionali, sì, con maggiore decisione, ma portandole in quelle sedi perché abbiamo bisogno veramente di portare a casa dei risultati. Questo mentre in Veneto si registrano dati preoccupanti sia sulla superficie lavorata che sulla produzione agricola per frutta e verdura. Per esempio la patata ha perso quasi il 14% della superficie veneta dedicata, il radicchio oltre il 20% in meno di campi coltivati, così come le fragole, meloni fino ad arrivare all'aglio che ha perso quasi un quarto dei terreni dedicati. Peggio va la produzione penalizzata dai cambiamenti climatici, quasi dimezzata la produzione veneta di kiwi e di pesche, calano anche le olive, le ciliegie e le mele, ma il dato più sconfortante riguarda le pere, con una produzione crollata di quasi l'84%. Dati che fanno dire a Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura. La terra ha bisogno di essere investita, cioè noi dobbiamo investire sul territorio. Non possiamo dire come invece purtroppo negli ultimi 20 anni ha fatto la Comunità Europea, ti pago anche per non coltivare. Questo sta diventando un problema. Capisco il principio è quello di cercare di mantenere i prezzi elevati, però dall'altra parte l'abbandono del terreno da parte degli agricoltori è mancanza di presidio sul territorio. Quindi la prospettiva per la prossima annata agraria sarà prezzi più alti sia per il produttore di energia, fertilizzanti e trattamenti che di prodotto al consumatore, che sta già trovando frutta e verdura importata e da cittadino vede aziende a rischio chiusura e soprattutto in montagna maggiori problemi di tenuta idrogeologica. Se all'agricoltore lo paghi per abbandonarlo il terreno, non c'è nessuno che lo tiene e lo mantiene. E la nuova puntata di Agricoltura Veneta, il nostro settimanale dedicato al mondo agricolo, è questa volta proprio incentrata sugli immigrati che si sono integrati grazie a questo settore diventando imprenditori della terra. E se per molti l'immigrazione è stata una scelta obbligata per la famiglia, che vi raccontiamo nel prossimo servizio, la storia è ben diversa.
dopo 20 anni, anzi quasi 30 anni in America, a Miami, insieme a mia moglie e ai miei bambini abbiamo deciso di venire a vivere qua a Conegliano e a seguire questa proprietà a Rolle. È una storia di immigrazione diversa, quella di Edoardo e Caterina Ribetti. Loro non hanno lasciato guerra e fame, ma le spiagge dell'oceano di Miami e 2 occupazioni di tutto rispetto. Dopo 25 anni fatti a Miami, dove spiaggia, caldo tutto l'anno, sono assolutamente contento, felice del fresco che trovo qua in Italia. Vero motore di questa scelta è la moglie Catherine, che fino a qualche settimana fa parlava solo spagnolo oltre all'americano e che ci racconta come sia nato tutto preparando una festa di Capodanno a Miami. Stava leggendo della zona di Conegliano Valdobbiadene e ho pensato, però, perché la famiglia da noi vuole vendere questa proprietà bellissima? Noi dobbiamo acquistare questa proprietà e fare una cosa fantastica. Perché solo un pezzo di questo podere di 9 ettari nel cuore delle colline UNESCO era stato lasciato ad Edoardo dal suo papà. Così, raccogliendo i risparmi e vendendo tutto in America, hanno comprato quello che nel frattempo era diventato un bosco coperto di rovi. Ed ora Edoardo, che di mestiere faceva il broker finanziario, adesso usa del cespugliatore e motosega con la prospettiva di tornare a rimpiantare il prosecco che qui veniva prodotto da sempre. Perché il nuovo business è il mercato che Edoardo e Caterina hanno appena lasciato. Io voglio che l'America conosca questo territorio. Loro lo chiameranno The Prosecco Hills, cosa che a me piace molto. Voglio che questo posto possa diventare come la California, come Napa Valley, come Sonoma, e pertanto un posto dove non è solamente d'estate, primavera, ma è un posto che è ricettivo per tutto l'anno. Una scelta che al momento Edoardo e Catherine non rimpiangono, o quasi. No, incredibilmente no, è una cosa che non pensavo mai di poter dire. Neanche la Porsche arancione? Quella sì. Oggi la Chiesa ricorda la presentazione di Gesù al Tempio, che nel calendario popolare è il giorno della Candelora. Ma ha ancora un senso questo rito oggi? Lo abbiamo chiesto a Don Adelino Bortoluzzi. Immagini del 2020, ma che di fatto si ripetono da millenni. Testimoniano il rito della benedizione delle candele nel giorno della presentazione di Gesù al Tempio. Sono il simbolo della luce di Cristo che illumina le genti, ma che da sempre, forse anche con un pizzico di superstizione, da generazioni vengono utilizzate contro i mali della gola, ma soprattutto accese per bruciare l'ulivo benedetto e tenere lontane fulgure e tempestate, come prescriveva il rito che si consumava nelle case contadine. Ma oggi, nell'era digitale dell'intelligenza artificiale, questi gesti rischiano di passare per arcaici e senza più senso. Un dubbio al quale Don Adelino Bortoluzzi risponde così. La Chiesa ci annuncia che c'è una luce di speranza sul mondo. La candelora vuol dire questo, portare nelle famiglie una candela e accenderla per chiedere al Signore che nei momenti bui, difficili della nostra vita, come quelli che stiamo vivendo adesso, il Signore possa essere luce e speranza. E se un tempo erano i fulmini e la grandine, nella riflessione di Don Adelino ora il buio sono le guerre, i genocidi, gli esodi, ma anche i femminicidi, la violenza tra i giovani, le separazioni, i divorzi, la solitudine degli anziani. Ecco perché ancora oggi serve questa luce. Se noi ascoltiamo in profondità noi stessi e ciò che lo Spirito ci dice, ritroveremo sempre la forza di camminare e di andare avanti. Questo è il senso della candelora. Ecco, e allora perché tenersi questa candela ancora in casa? Perché noi non siamo solo intelligenza, ma siamo anche cuore, affetti, e la candela è un simbolo forte che parla a tutta la nostra persona. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Domani 3 febbraio si festeggia San Biagio e a San Biagio di Callalta ci si prepara per un fine settimana di celebrazioni e riti.
Le nostre terre sono molto legate alla figura di questo santo e ovviamente qui in questo comune dedicato proprio che porta il nome del santo, ovviamente la nostra festa è molto sentita da un punto di vista civile ma anche certamente da un punto di vista della fede. A San Biagio di Callalta tutto è pronto per le celebrazioni del santo patrono. Si inizia sabato quando saranno 6 le messe officiate, durante le quali ci sarà la benedizione del pane e delle arance. Altro momento significativo durante le liturgie per ricordare la figura del santo, protettore delle gole, e il miracolo più importante che fece, salvando un bambino che stava soffocando dopo aver ingerito una lisca di pesce. Per questo viene spesso raffigurato con candele intorno. A tutte le messe sabato ci sarà al termine di ogni celebrazione la benedizione individuale con l'antico rito delle candele incrociate sulla gola. I festeggiamenti proseguiranno poi domenica con la festa di tutto il comune alle 14:30, alla presenza delle autorità civili e militari, insieme a tutte le associazioni del territorio, solenne celebrazione con la venerazione della reliquia. Concluderemo con la processione con la statua del santo accompagnata dalla banda musicale. Attesa a San Biagio, vista la concomitanza con il fine settimana, centinaia di persone. I festeggiamenti poi proseguiranno con la sagra cittadina fino al 18 febbraio. Tanta festa tutte le sere presso il nostro oratorio, al quale invito i nostri amici telespettatori ad essere presenti, a venire a consumare alla nostra sagra perché si mangia bene. E a proposito di weekend, vediamo con il nostro generale Iannicelli che tempo meteorologico ci sarà per i prossimi giorni. Permane indisturbata l'azione di un anticiclone molto intenso, molto esteso, che interessa un po' tutte le nostre zone, ma gran parte dell'Italia. Vedete come ampio l'anticiclone dell'Atlantico fino a interessare tutta la nostra penisola e praticamente tutto il Mediterraneo. È evidente anche come i sistemi perturbati scorrino a nord, nettamente a nord, sul nord Europa, ma si indeboliscono, vedete come sono interrotti nella loro azione. Più in dettaglio quindi su Treviso, sul Trevigiano, per domani inizialmente dovremmo avere il fenomeno della nebbia, durante la notte e le prime ore del mattino, nebbia che potrebbe essere localmente anche abbastanza intensa. Poi il sole avrà la meglio nelle ore più calde, quindi ci saranno i rasserenamenti. Per domenica situazione di stabilità, forse la nebbia ci interesserà meno, quindi avremo degli spazi anche di sereno un po' più ampio. Questa situazione di stabilità continuerà per gran parte della prossima settimana, quindi vuol dire niente pioggia in pianura, niente neve sui rilievi. Le carte però mettono in evidenza come a fine prossima settimana, sabato e domenica, l'anticiclone dovrebbe cedere e quindi qualche sistema perturbato penetrare su di noi e quindi dare una svolta, quindi con precipitazioni in pianura piovose e nevicate in montagna. Intanto i venti per i prossimi 2 giorni da noi saranno deboli, di direzione variabile, le temperature, le minime non scenderanno molto, quindi intorno allo 0, -1, grazie al cielo coperto durante la notte, le massime tra i 7 e i 9 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. È il momento delle notizie da Belluno e provincia. In primo piano naturalmente il tema di queste ultime settimane, la pista di bob a Cortina, via ai lavori. Stamattina l'impresa Pizzarotti ha sottoscritto il contratto con Simico, esulta il ministro Salvini. Il collega Giorgetti frena, quasi pentito di aver lavorato per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La svolta è arrivata oggi. La notizia è che la pista di bob, slittino e skeleton per le Olimpiadi invernali 2026 sarà a Cortina, nonostante il parere contrario del CIO, sul quale anche il pressing delle federazioni internazionali avrà un certo peso. Dal prossimo 19 febbraio l'impresa Pizzarotti aprirà il cantiere a Ronco. Stamattina sarebbe stato sottoscritto il contratto con Simico, pur se nel sito del Ministero la procedura risulta ancora aperta e in aggiudicazione. In una nota diffusa all'ANSA si legge la soddisfazione del ministro Salvini e del ministro Abodi per la scelta che mette un punto fermo e attesta l'estrema determinazione di questo governo di concludere al meglio e in Italia tutte le opere in vista dei giochi. Ma è una lotta disperata contro il tempo che si accorcia terribilmente, non solo per costruire la nuova Eugenio Monti. Nelle stesse ore in cui Salvini gioiva dalla Camera di Commercio di Sondrio a margine di un'assemblea, il collega di partito e di governo Giancarlo Giorgetti ha affermato di essere quasi pentito di aver lavorato per ottenere le Olimpiadi Milano-Cortina
dal 2026. In men che non si dica, le sue parole hanno fatto il giro del paese e lo scompiglio servito su un piatto d'argento. Dal 2018 al 2024 sono passati diversi anni, ha detto Giorgetti, che ha proposto di mettere un bel tabellone elettronico all'ingresso della Valtellina che indica quanti giorni mancano per renderci conto del senso di urgenza necessario. Giorgetti, che nel carroccio è un pezzo da 90, poi corretto parzialmente il tiro sul pentimento, ma il senso della dichiarazione non è cambiata, bisogna correre di più e recuperare, ha detto il titolare dell'economia. Italia Viva e Verdi a sinistra sono andati a nozze, i primi sull'incapacità del governo di gestire un evento così importante, i secondi sui lavori per la pista definita una colata di cemento per accontentare la Lega. Forza Italia, al contrario, su X ha rivendicato il suo apporto fondamentale per sventare l'accordo sottobanco che avrebbe portato allo svolgimento delle gare a St. Moritz, con un avvertimento: continuiamo a vigilare. Sono state messe nero su bianco le richieste del comune di Santo Stefano, che trema con tutto il Comelico per l'avvio degli imminenti lavori di sistemazione della galleria Comelico. 3 anni di isolamento inaccettabili per le terre alte. Una lettera indirizzata al Presidente della Regione, all'assessore alla Sanità Lanzarin, ai ministri Salvini e Giorgetti per formulare le richieste ritenute inderogabili per ovviare ai disagi causati dalla chiusura della Galleria Comelico che si protrarrà per 3 anni. L'ha scritta il Comune di Santo Stefano di Cadore, come ci aveva anticipato la vice sindaca Elisa Bergagnin nel telegiornale di mercoledì scorso. Per la garanzia della tutela della salute, dal Comelico la richiesta di poter disporre per tutto il periodo dei lavori che l'ambulanza si diriga verso l'ospedale di San Candido, anziché verso Pieve di Cadore, con convenzione da sottoscrivere con l'azienda sanitaria dell'Alto Adige Alta Valpusteria. Per quanto riguarda le difficoltà economiche, la richiesta è di disporre l'esenzione del pagamento dell'IRPEF e dell'IRES, oltre all'esenzione dalle accise sui carburanti e dal bollo auto, visto che gli automobilisti saranno costretti a percorrere il Passo Sant'Antonio. Se è vero che la politica desidera invertire la tendenza allo spopolamento della montagna, scrive l'amministrazione comunale di Santo Stefano, questa potrebbe essere l'occasione concreta per dimostrarlo. Il comune chiede di poter fissare un incontro con un referente quanto prima per avere la garanzia che un'intera popolazione non venga dimenticata e abbandonata a se stessa, salvo poi, stigmatizza il comune, recarsi in Val Comelico in visita in tempo di campagna elettorale. Disagi alla Veneggia Belluno, peraltro per l'avvio del cantiere per la sistemazione del ponte tra via Vittorio Veneto e via Tiziano Veceglio. Malumore tra i commercianti. Lavori sul ponte della Veneggia si sapeva che si sarebbero fatti, ciononostante qualche piccolo problema, specialmente qui in via degli Agricoltori, si è formato. 75 giorni di cantiere previsti, ma con la speranza che ce la si faccia in 60 e 600.000 euro di investimento serviranno per il rifacimento della struttura esistente, ma soprattutto per costruire una pista ciclopedonale sul lato prospiciente il centro commerciale. È un casino, sono fermo da un quarto d'ora, 20 minuti e sono tutti fermi. È un po' casino i primi giorni, ma dopo quando si abituano ormai prendono la via e si abituano dai. Vedo che fa un po' di traffico, un po'... Sopportabile? Sì, penso di sì. Molto male, andiamo male a lavorare. Problemi? Problemi. Vediamo. Gli automobilisti, volenti o nolenti, si adeguano, con la speranza che gli intoppi vadano diminuendo con il passare dei giorni. Più drastici i commenti di quanti vedono diminuire in maniera considerevole gli accessi alle proprie attività commerciali. Una bella ronia, che praticamente purtroppo il ponte bisogna farlo, bisogna metterlo a posto, se no non so cosa succede, ma sta facendo danni perché qua non passa più nessuno. Mancano tutti quelli di passaggio che passano normalmente. Fortunatamente io lavoro anche con quelli che hanno l'attività nei dintorni, quindi si sopravvive al momento, vai. Una disperazione perché purtroppo, essendoci queste pattuglie, la gente pensa che noi siamo chiusi e invece siamo aperti, ma le persone hanno paura. Non entrano? Non entrano assolutamente e quindi non lo so. Siamo qua tutto il giorno ad aspettare, però sembra di essere in zona Covid.
Il caso delle richieste di trascrizione della cittadinanza per discendenza, soprattutto di italo-brasiliani, è arrivato al console generale del Brasile in Italia, che non ha gradito le dichiarazioni del sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini, e ha auspicato in una lettera formale il rispetto dello Stato e dei suoi simboli nazionali. La questione, che sta intasando gli uffici anagrafe del Bellunese e il Tribunale di Venezia, come ha detto sabato il presidente della Corte d'Appello all'inaugurazione dell'anno giudiziario, deve essere risolta. Se non saranno presi provvedimenti seri in tal senso, i primi a farne le spese saranno gli oriundi che realmente sono legati all'Italia, afferma il sindaco di Val di Zoldo, gemellato con Rio Giordao, che chiosa l'amicizia che lega i due territori non è in discussione. Nasce in Valmorel, luogo magico del mito letterario buzzartiano, la Fondazione Il Serino Piol, hub di innovazione per giovani talenti bellunesi. Il Serino Piol è stato uno dei grandi protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia a partire dalla Olivetti. Pioniere del premio ai bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo, la sua storia affascinante di ingegno, cultura e coraggio oggi si perpetua nella fondazione che da 2 anni porta il suo nome, un lascito prezioso per tutta l'economia veneta e italiana. Il mio padre è sempre vissuto sull'onda dell'innovazione tecnologica, la sua vita è stata caratterizzata da questo e in questo senso si è voluto portare avanti il suo verbo, che insieme a lui abbiamo deciso di mettere a terra su questo progetto di fondazione. L'innovazione tecnologica e i giovani, le 2 leve della Fondazione Il Serino Piol per realizzare progetti in territori che hanno bisogno di essere ripopolati. La scelta della sede Valmorel in comune di Borgo Valbelluna, luogo magico del mito letterario buzzatiano, non è stata casuale. Vogliamo partire da lì, anche perché mio padre è natale a Valmorel, quindi si è voluto ripartire da lì con questo progetto. Il progetto avrà a che fare con la sostenibilità ambientale, col turismo sostenibile, con la mobilità sostenibile. Ci saranno osservatori bandi per partecipare ai bandi che aiuteranno a finanziare i progetti che porteremo avanti con i ragazzi. Il lancio ufficiale della Fondazione Il Serino Piol nel Salone di Palazzo Fulcis a Belluno per iniziativa del Circolo Cultura e Stampa Bellunese. A un pubblico delle grandi occasioni si è rivolto l'imprenditore Francesco De Bettin, che ha pennellato la figura di Piol. Coniugava la capacità di fare impresa con la capacità di recuperare finanza per far lavorare le imprese, ha detto, ma constatava che un bellunese da solo può conquistare il mondo, mentre i bellunesi nella loro terra hanno la capacità di fermarsi tra loro. Nella ristampa del suo libro Il sogno di un'impresa, una sorta di testamento spirituale per la crescita del paese. Aiutare quelli che vogliono innovare, quelli che vogliono creare qualcosa di nuovo a farlo, e questo lo si fa mettendo insieme sia il giovane talento e le idee e la voglia di fare dei giovani o delle nuove generazioni con l'esperienza di quelli che hanno vissuto questi tipo di problemi, questo tipo di creazioni in passato. Ed è tutto, siamo in chiusura, come sempre vi lascio le previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona serata. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Le condizioni restano stabili, continua il dominio dell'anticiclone. Il dettaglio di sabato 3 febbraio. Sul Veneto prevarranno foschie e nebbie un po' ovunque, anche estese e localmente persistenti durante il giorno. Maggiori schiarite sui rilievi, ma non sono escluse anche altrove. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime tra 6 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà decisamente più soleggiato, con cielo in genere poco nuvoloso. Anche in questo caso però saranno possibili nebbie in serata su pianura e costa. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso soleggiato con delle nubi alte in transito. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime intorno ai 13.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.